compito nostro sarà insieme con fra di noi, laici, sacerdoti, diavoli, cercare di capire come riempire questo gesto, che è e resta sicuramente un gesto assurdo, riempirlo di senso. Si fa interprete del dolore grande e del profondo sgomento che hanno pervaso tutta la celebrazione dei funerali di Giancarlo Gaio Cesira Bianchette Don Francesco, parroco della piccola chiesa parrocchiale di Tarso. Giancarlo e Cesira, i coniugi trovati morti nella loro abitazione di Colmaggiore di Sopra la mattina del 26 settembre, uccisi da colpi d'arma da fuoco che lui ha rivolto verso di lei, la moglie, per poi togliersi la vita. E cosa ci sta insegnando il Signore attraverso questa situazione? Questo è quello che dovremmo capire insieme. Ricorda la morte dell'unica figlia dei coniugi Gaio, Don Francesco, e chiede misericordia per Giancarlo, già provato da una salute precaria. Che accolga anche loro che dopo la morte della figlia Dorotea hanno sentito la vita come un peso insopportabile e in un momento di smarrimento hanno deciso di togliersela e di toglierla alla propria compagna. Le due bare di legno bianco escono dalla chiesa una dopo l'altra, il cappello da bersagliere sopra quella di Giancarlo, un mazzo di rose gialle per Cesira. In prima fila, sorretto da alcuni amici, commosso il genero Graziano che li ha trovati senza vita. Attorno a lui questo pomeriggio si è stretta un'intera comunità. La chiesa parrocchiale di Tarso a fatica ha contenuto le tante persone arrivate. Diverse sono rimaste fuori ad attendere i feretri, accompagnati dai vessilli dei bersaglieri dei comuni di Vazzola, Mareno di Piave e Conegliano. Al termine della funzione è stata recitata la preghiera del bersagliere. Anche il vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, ha mandato un messaggio alla comunità in una lettera letta ad alta voce. A noi che crediamo all'annuncio del Vangelo è sicuramente di grande consolazione sapere con certezza che il cuore di Dio nostro Padre è più grande di tutti i momenti di smarrimento, di oscurità e anche di errore che la nostra povera coscienza umana può attraversare. Un bacio sulle due bare, la mano posata con commozione e quel ciao, sussurrato piano. I bersaglieri hanno consegnato nelle mani del genero duramente provato dalla doppia tragedia il cappello da bersagliere di Giancarlo.